Ieri mi sono imbattuto in questa notizia. Distributore automatico di prosecco al posto del bancomat. L'ho trovata a Londra. Appena ho letto il titolo mi sono detto: ma va, questa è una cazzo di genialata. Però mentre mi dicevo questa frase mi è passata per l'anticamera del cervello l'idea che questa cosa in realtà pare proprio una ciavada. Cioè, a parte che il sei sicuramente sfuso, quindi sì, già questo non mi convince. Anche se insomma non è detto che un vino sfuso sia cattivo per forza. E poi di notte quando è tutto chiuso è una manna dal cielo? No, già è pieno di incidenti causati dall'alcol. Aggiungerci nel bel mezzo della strada dei distributori di vino non è tutto a sommare. E vogliamo diminuire il lavoro a tutti quelli che si fanno il culo nei bar e nei locali? Direi proprio di no. E poi, volete mettere stare in compagnia in un posto che si considera una seconda casa? A sorseggiare un buon calice di bollicine o di uno spritz? Eh sì, mi dispiace Londra, ma quest'idea proprio non mi piace. Ed è anche un'offesa alle nostre tradizioni. Sì, pronto? Sì, quel distributore automatico di prosecco si può utilizzare anche per uso personale? Beh, che sparo!